Ovviamente non posso fare a meno che invitare sul palco al grande amico e combattente e patriota Bustiano Composto, segretario nazionale di Sardegna Nazione, che ci racconterà sicuramente le esperienze e le difficoltà che il movimento indipendentista sardo continua a subire e a superare. A voi Bustiano Composto. Un caro saluto agli indipendentisti siciliani e ovviamente ai nostri amici di vecchia conoscenza, catalani, corsi e poi anche quelli di Euskadi. Io voglio iniziare da una piccola storia che c'è, che unisce queste due giornate dei Vespri siciliani con la nostra Dia de Sardegna, che sono delle giornate come la Dia da Catalana, che sono importanti, sono le nostre feste nazionali in cui noi rivendichiamo proprio questo avere il diritto a festeggiare la nostra nazione, ad essere nazione, a sentire il nostro cuore battere, emozionarsi per queste giornate particolari. C'è una curiosità storica che forse è anche una storia così inventata, non si sa. Questa del Ciceri o delle Ciceri in siciliano, insomma, che per riconoscere i francesi nel 1282 gli si mostravano i ceci e gli si chiedeva al francese che cos'è questo. Se sbagliava, se lo diceva alla francese, chiaramente era un francese da identificare. La stessa cosa è successa casualmente, non lo so, oppure è un'invenzione storica, nel 1796 in Sardegna, nella cacciata dei piemontesi. Guardate bene che i piemontesi lo stesso parlavano in francese, quindi erano facilmente individuabili più o meno allo stesso modo, perché pronunciavano in maniera sbagliata il nome dei ceci. Ma al di là di queste battute, allora perché siamo qui noi oggi? E perché ringraziamo gli indipendentisti siciliani di dare questa occasione, come non finiremo mai di ringraziare gli indipendentisti corsi e anche quelli catalani a cui abbiamo partecipato tante volte alle giornate, cioè alla Diada Catalana, e poi abbiamo partecipato al referendum a varie occasioni, ma mi ricordo anche il primo referendum che avevano fatto nei paesi. Io mi ricordo ero delegato internazionale nella zona di Fraus, mi sembra. C'è una zona, ero insieme a una basca, ad un altro, mi sembra, non mi ricordo di dove era, forse della zona dell'Irlanda, mi sembra, un irlandese. Eravamo osservatori internazionali per questa meravigliosa occasione che loro avevano inventato: chiamare dalla base il loro popolo, il popolo catalano, a pronunciarsi su un'unica cosa, sulla sovranità. Ecco, quello che si chiedeva era: tu vuoi essere sovrano del tuo destino? Decidere il tuo futuro? Scrivere la tua storia e riportare la tua storia dai cassetti nascosti della Catalogna, della Corsica e della Sardegna e della Sicilia, quelle storie italiane che nascondono la nostra storia, prendere quella storia nascosta e portarla nelle nostre scuole e alla nostra gente. Vuoi fare questo? Ma sì che lo voglio fare. La loro storia era, perlomeno quella dell'Italia, iniziata nel 1861, è iniziata. Noi abbiamo storia millenni e millenni più lunga della loro. Quando noi costruivamo i nuraghi, loro abitavano ancora sotto roccia, non sapevano costruire neanche una capanna, e oggi ce li vediamo a scrivere la nostra storia. E allora noi ci dovremo arrendere, o i corsi si dovrebbero arrendere a uno Stato che ha cancellato una repubblica nata con pietre di democrazia che allora davano lezioni a tutti,
Ma ci dobbiamo arrendere? Dobbiamo noi alzare bandiera bianca? Dobbiamo accettare in questo modo questo status quo? E quindi lasciare che il nostro destino venga deciso da altri? Ma no, se siamo qui, e siamo qui per far maturare un cervello collettivo, perché questo noi oggi siamo qua dentro. Siamo neuroni di un cervello collettivo delle nazioni senza Stato che non vuole accettare la sudditanza. Ma perché? Non perché ci sentiamo discriminati o trattati male, non è questo il problema. Non ci interessa che ci trattino male, questo è scontato. A noi ci interessa la libertà di stare meglio, di stare peggio, ma di stare liberi. Non ci interessa se il nostro destino sarà economicamente migliore o peggiore. Noi siamo sicuri che sarà migliore perché loro ci stanno impedendo il nostro sviluppo economico, ci stanno impedendo di applicare i nostri modelli economici, culturali, politici, sociali e culturali. Noi siamo qui con le mani legate. Come potremo svilupparci? Chi è che si sviluppa quando non è libero di muoversi, di inventare, di applicare i propri modelli? Chi è che si sviluppa? Nessuno. Noi siamo impediti di svilupparci, noi siamo impediti di utilizzare le nostre risorse per la nostra prosperità. Ecco quindi che non li temiamo. Noi non li temiamo, l'unica cosa che temiamo è la dipendenza, cioè l'essere impediti di decidere il nostro futuro e il nostro stare meglio o stare peggio. Questo è il problema. Ecco perché bisogna parlare dell'Europa. Perché l'Europa ci dà un'occasione storica di portare, come ha detto Franca, il problema delle nazioni senza Stato da intraconfini in cui noi siamo perdenti, perché gli Stati hanno poteri incredibili, hanno polizia, esercito, carabinieri, chiesa, scuola, mass media, hanno una potenza incredibile, noi abbiamo solo noi stessi. Ecco perché allora l'Europa può essere un'occasione storica. E perché? Perché questa Europa, con tutti i limiti che ha, perché non è l'Europa dei popoli, ha comunque portato le controversie che prima si risolvevano in trincea, le ha portate intorno ad un tavolo. E allora, intorno a quello stesso tavolo, noi vogliamo portare la questione delle nazioni senza Stato. Ecco perché si deve mettere il problema della Catalogna, della Scozia, perché prima o poi si dovrà confrontare con il problema scozzese, e finché la Scozia era dentro l'Europa e allora era con il Regno Unito, il problema non si metteva, ma se adesso la Scozia vota l'indipendenza, il problema si mette. Come ha detto Pellantoni, il problema se lo dovrà mettere, perché prima o poi la Scozia arriverà votando un referendum all'indipendenza, ma non lo sappiamo. Abbiamo sentito oggi che i catalani chiederanno come condizione importante il referendum per pronunciarsi sull'indipendenza. E allora se l'uno o l'altro voterà per essi all'indipendenza, l'Europa cosa farà? Aprirà un campo di battaglia, una trincea per affrontare le nazioni senza Stato, o aprirà un tavolo su cui sederci per parlare politicamente di una questione politica? Perché politica è. Noi non ci illudiamo che il nostro problema si possa risolvere dentro lo Stato italiano, non è così. O lo Stato francese un giorno darà l'indipendenza alla Corsica, ma lo Stato francese è uno Stato imperialista che non ne può più, è uno dei più imperialisti che possano esistere, sarà una lotta impari. E allora ecco che la strada dell'Europa può essere un'occasione, ma non solo, ma l'Europa ci dovrà ringraziare, perché gli stiamo risolvendo un problema. Perché
Il problema delle libertà delle nazioni non riconosciute è un grosso problema e oggi lo stiamo vedendo. Il problema del Donbass, il problema della Palestina, sono diritti nazionali di popoli che vogliono cancellare non riconosciuti e che abbiamo 2 guerre in corso, abbiamo importantissime. E allora noi porteremo sul tavolo europeo la risoluzione dei problemi, e cioè il riconoscimento dei diritti dei popoli. I popoli non si cancellano, i popoli si accettano come i colori, come ha detto Franca, perché noi siamo un colore come tutti gli altri e vogliamo contribuire con il nostro colore a disegnare il mondo. Non si può disegnare il mondo senza un colore e noi vogliamo essere in quel quadro, vogliamo che il nostro colore ci sia, che ci sia il colore della Sicilia, della Corsica, della Catalogna, dei Paesi Bassi. Questa è la strada. E quindi ecco perché noi ci dichiariamo europei. Non siamo italiani, però ci sentiamo europei. E ecco allora che questa Europa non è da distruggere, ma è da cambiare. E qui stiamo iniziando il cambiamento è un cammino che già abbiamo iniziato da lungo tempo per cambiare questa Europa, perché sia un'Europa che poi sia un esempio di interrelazione tra popoli e tra realtà per tutto il mondo. E quindi grazie per questa occasione dalla Sardegna. Certo, noi non abbiamo raggiunto i livelli che oggi ha raggiunto Euskadi, i Paesi Baschi oppure la Catalogna e neanche, diciamo così, il livello della Corsica, però sicuramente abbiamo cambiato il nostro popolo. Il nostro popolo oggi sa di essere una nazione. Anche i partiti italiani, quelli più nazionalisti, cioè che sembrerebbero nazioni tipo i Fratelli d'Italia, che hanno questi nomi così stupidi, cioè anche quelli nel loro sentimento, cioè quei sardi che appartengono a Fratelli d'Italia, ogni tanto bussa sul loro cervello il loro sentirsi sardi. E se li interrogate, chiedete loro: ma voi cosa li sentite? Prima italiani o prima sardi? Beh, guardate che da un'indagine che ha fatto l'università in Sardegna, più dell'80% dei sardi si sentono prima di tutto sardi, poi alcuni anche italiani e così via. Però intanto questo è il risultato leggibile che abbiamo ottenuto con la nostra azione costante e determinante. Vi saluto.